Perché le colline di Conegliano proprio a Cortina? Perché c'è un sottile filo argento e azzurro, che è il nostro fiume Piave, che unisce le Dolomiti alle nostre colline. Ed è stato proprio il ghiacciaio del Piave che ha dato origine in gran parte alle nostre colline. Allora, in questa prima parte, dal piano al monte, ho voluto presentare la grande varietà di queste colline, riconosciute ora da 2 anni Patrimonio dell'Umanità, tra Conegliano, Vittorio Veneto e Valdobbiadene. Ho voluto far vedere l'enorme varietà del paesaggio, degli scorci che cambiano ad ogni passo, ad ogni angolo di visuale. Allora si parte dalla quasi pianura, da Conegliano. Qui siamo in Valbona, fra Conegliano e San Pietro di Feletto, poi a Formeniga. Qui il paesaggio è ancora abbastanza geometrico, per poi diventare sempre più complesso mano a mano che si sale, e quindi anche la natura, gli stessi filari assumono forme sempre più irregolari, fino ad arrivare a Combay, la parte più alta che sfiora i 500 metri, dove talvolta le viti, soprattutto le più antiche, crescono lì dove possono e come possono, e assumono forme straordinarie, incredibili, anche perché spesso sono viti molto antiche. Allora, le cattedrali verdi, questo è un omaggio di nuovo a queste viti, soprattutto alla zona più alta delle colline UNESCO, in cui spesso i vigneti hanno delle raggiere che formano delle vere e proprie gallerie, delle vere e proprie navate. E per questo le ho chiamate cattedrali verdi, ma anche come omaggio a quelle persone che hanno costruito, che hanno ricamato questo paesaggio nei secoli, a cominciare dal Medioevo fino ai giorni nostri. Qui abbiamo altri esempi, diciamo, di queste navate verdi, con queste aperture verso il cielo, verso di nuovo dei riflessi di un altro tramonto con colori molto più delicati di prima. E poi qui abbiamo una suggestione all'interno di un vigneto verso sera, quando sotto le fronde comincia a essere già buio, e questo mi ha ricordato periodi antichi in cui non esisteva ancora l'elettricità, in cui si aveva estremamente paura del buio, in cui il buio suggeriva fantasmi, folletti. E quindi ho dipinto queste viti addirittura con dei tratti in rosso, quasi a suggerire appunto questi esseri, questi folletti, questa idea del Mazzarol, che è un personaggio molto noto nella zona. Qui invece un pergolato in controluce in autunno, qui di nuovo fra le fronde, fra questi rami che formano quasi degli archi a ogiva, e poi un tramonto infuocato in controluce che sembra quasi irreale, ma non è così, perché chi vive in questi posti ha occasione di vivere e di partecipare a questi tramonti incredibili, con questi rossi, aranci, che sono molto più forti di questi colori, sono molto più vivi nella realtà. E qui il rapporto fra le architetture costruite dall'uomo e le architetture della natura. Anzitutto le ville venete, i castelli che si stagliano nel paesaggio,
come pietre preziose, proprio si incastonano nel paesaggio. E poi ci sono quelle architetture minori, con in particolare in legno, come i portoni della cantina, oppure le edicole dei santi nei muri delle case. Queste architetture minori, fatte con le pietre del posto, col legno del posto, che fanno parte integrante del paesaggio, sembrano nate dal terreno come una pianta. E poi ci sono le architetture vere e proprie della natura, come questa architettura di questa vite che si sovrappone a quella umana, che abbraccia questa casa, che sono assolutamente straordinarie, ancora più sorprendenti di quelle umane, perché non hanno forme geometriche, hanno forme libere che si espandono, che crescono in maniera libera nell'ambiente. Ecco qua Villa Veneta, torri di Credazzo e le forme straordinarie, le architetture naturali di queste viti antichissime che hanno delle forme assolutamente quasi indisegnabili da quanto sono complesse e imprevedibili. Ed ecco le viti maritate, le famose viti maritate. Qui abbiamo una vite maritata a un gelso a fine estate, quando le foglie cominciano a diventare un po' gialle. Qui una vite maritata o un albero da frutto, lo si riconosce dalle foglie coloratissime. E qui una vite maritata a un salice, quei famosi salici che davano i rami, che erano piuttosto elastici, per legare i rami potati, le viti appena potate. 4 inverni in corso, a Cortina d'inverno non potevo che portare anche gli inverni delle nostre colline. Allora qui abbiamo un inverno su queste colline che sono della zona di Farra di Soligo, Col San Martino, con questi colori azzurri violacei, e poi un particolare unico che però dice un po' tutto di questa zona, un po' l'anima della zona. Il pettirosso d'inverno su 2 fili di ferro con lo sfondo di un cielo grigio violetto. Poi di nuovo una casa, una stalletta che si trova esattamente sulle Tenade, fra Follina e Campea, e poi delle viti, queste sagome, questi fantasmi di queste viti invernali in mezzo alla neve, la nebbia. È un omaggio alle viti eroiche, queste viti che crescono in situazioni a volte proprio di estremo disagio, eppure riescono a escogitare un sistema di sopravvivenza, un equilibrio tutto loro. Lì si vede proprio un crocefisso e anche qui c'è il suggerimento del crocefisso. E sono rimasta molto soddisfatta di questo, perché dico, sì, ho reso proprio l'idea dello stato estremo in cui vivono queste piante. E per concludere un trittico dedicato alla sacralità del paesaggio. Al centro il piccolo santuario di Collagù, ai lati 2 viste, quella a destra in autunno da Santo Stefano verso il Piave e oltre le colline di Cornuda e d'Asolo, a sinistra in primavera con i ciliegi selvatici che fioriscono in mezzo ai boschi, vista sempre da Collagù verso in direzione di Vidor. Al centro una vite, un albero della vita.